Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Presente. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa. Presente. Di Vece Daniela. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Presente. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino assente giustificato. Battistutta Diego. Presente. Tamassia Evaristo. Presente. Marchesan Rocco. Presente. Buoso Arianna. Boato Giuseppe. Presente. Miollo Carlo. Presente. Basolino Antonio. Presente. Assessori esterni Antelmo Luca. Presente. Berardo Giampietro. Presente. Doretto Catiuscia. Presente. Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori consiglieri Boatto, Baso e Di Vece. Grazie. Diamo atto che a firma del consigliere Baso viene depositata una mozione correttamente ai sensi dell'articolo 17. Correttamente, relativa, il cui oggetto è istituzione di un'isola ecologica dedicata al conferimento delle reti da pesca e dei rifiuti del comparto ittico. Viene depositata, a verbale mettiamo che verrà protocollata successivamente alla chiusura del Consiglio Comunale e valutata e istruita e discussa secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Grazie intanto. Procediamo quindi con il punto 1 all'ordine del giorno, che è approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Un attimo solo. È arrivata anche la Boso. Allora, visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dal 48 al 53 del 27 novembre 25 e dal 54 al 67 del 23/12 del 25, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini e che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliari, sempre nei termini, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione, in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori e visto il parere favorevole di regolarità tecnica già espresso, si chiede di deliberare di approvare i verbali appena indicati. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, che è approvazione e modifiche del piano del commercio sulle aree pubbliche. Relaziona l'assessore Munerotto. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi. Con questa modifica andiamo a portare alcuni aggiornamenti al piano del commercio sulle aree pubbliche approvato con il Consiglio Comunale numero 37 2006 e che nel corso del tempo si è visto aggiornato in base alla normativa. Anche in questo caso con questa modifica andiamo a recepire alcune modifiche normative, in particolare sul commercio itinerante, dove sono previste alcune modifiche a carattere tecnico proposte dagli uffici per adeguare la normativa al nostro regolamento, in particolare per la presentazione della domanda in forma semplificata attraverso la SCIA. Viene poi aggiornato l'articolo 23 in particolare, dove viene reso omogeneo in maniera da rendere subito usufruibile l'area dove viene svolto la sosta mercatale e viene resa omogenea sulla base degli orari in cui il piazzale stesso viene reso disponibile alla sosta delle auto. Quindi la modifica che vado a leggere, che è intervenuta, prevede che l'intervallo di occupazione dell'area pubblica ai fini mercatali deve comprendere il tempo necessario per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dell'intera area, rendendola idonea al consueto utilizzo quale area al sosta non mercatale. Grazie, se ci sono domande sono a disposizione. Se ci sono richieste di informazioni su questo punto, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Buonasera a tutti, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione e modifiche al regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, atteso che il regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata fissa quali requisiti necessari per partecipare al bando di assegnazione di natura vincolante per la partecipazione al bando, a. avere la cittadinanza italiana di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché regolarmente soggiornante in uno Stato dell'Unione Europea da almeno 7 anni, b. avere la residenza anagrafica nel Comune di Carve da almeno 10 anni, c. l'età massima dei richiedenti l'acquisto deve essere minore o uguale a 40 anni, d. non avere l'esclusiva piena proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare o di terreni edificabili nel territorio comunale o nei comuni territorialmente confinanti, e. non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di una casa costruita con contributo finanziario pubblico, f. non avere compravenduto un alloggio di proprietà adeguato nei 6 mesi prima della data di pubblicazione del bando. Preso atto che l'articolo 1,4 prevede che sarà data precedenza ai fini dell'assegnazione al nucleo familiare con reddito medio imponibile più basso, mentre l'articolo 2,2 demanda alla Giunta la fissazione dei criteri economici e sociali da valorizzare nel bando ai fini della graduatoria finale per l'assegnazione di singoli alloggi, ritenuto che dal punto di vista economico il peso da assegnare sia dato di volta in volta dalla Giunta in fase di definizione dei punteggi premianti di accesso per ogni singola realtà immobiliare e non a priori dal regolamento, preso atto quindi al fine di rendere più flessibile la modifica dei requisiti di accesso al bando, di procedere alle seguenti modifiche. Vengono modificati l'articolo 1,4 in questo modo. Le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza prevista saranno valutate dal Comune di Caorle secondo i criteri stabiliti dalla Giunta ai sensi dell'articolo 2,2 del presente regolamento. Questo è il testo modificato. Precedentemente invece era che sarà data precedenza ai fini dell'assegnazione a quella presentata dal nucleo familiare con reddito medio imponibile più basso. L'articolo 2,3 viene modificato nel seguente modo. Nel caso in cui gli acquirenti o gli assegnatari siano nubendi o futuri conviventi, i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2,1 lettere A, A, C, D, E devono essere posseduti e dichiarati da entrambi, mentre il requisito di cui l'articolo 2,1 lettera B è sufficiente che sussista per uno dei componenti solo del nucleo familiare. In questo caso viene abrogata l'ultima comma che dice nell'ipotesi in cui uno dei richiedenti non abbia il reddito proprio viene attribuito allo stesso il reddito medio familiare di provvidenza. Si chiede quindi di deliberare di apportare le modifiche appena esposte e di approvare il nuovo testo regolamentare come da allegato A della presente delibera. Grazie. Prego se ci sono interventi o richieste sul presente punto. Prego, capogruppo Marchesan. Noi non condividiamo per quanto riguarda la delega alla Giunta, invece che dal regolamento per fissare i requisiti per accedere alla convenzione per i regimi di edilizia convenzionata, e non condividiamo nemmeno di togliere il reddito familiare. Il reddito familiare noi vogliamo perché c'è differenza fra chi è figlio, proviene da una famiglia non abbiente e invece chi proviene da una famiglia che ha la possibilità anche di acquisire o di avere altri beni, insomma, ecco. Per cui noi non condividiamo questi due punti qua. Se c'è altro o altre considerazioni? Vuole la parola il Sindaco? Prego. Provo a cercare di spiegare quali sono le motivazioni che ci hanno spinto a modificare. Il regolamento, lo ricordo, è stato approvato da questo Consiglio Comunale
il 28 dicembre del 2026 con la delibera numero 76 ed è stato votato il 28 dicembre 2023, la delibera è quella, la numero 76, e tra l'altro è stato votato all'unanimità. E già in quell'occasione il Consiglio Comunale all'interno del regolamento delegava la Giunta per le questioni premiali, e cioè il regolamento prevede quella parte relativa all'accesso, cioè i requisiti, e poi c'è la parte premiale. Allora, se oggi ci viene detto ma noi non vogliamo delegare la Giunta per l'aspetto premiale, beh, se non si vuole oggi, non lo si voleva neanche allora. E questa è un'incongruenza, nel senso che se già il regolamento così come approvato consentiva, perché se non sbaglio l'articolo 2,2 diceva, e non è stato modificato, ai fini della graduatoria finale la Giunta fisserà i criteri economici, sociali da valorizzare nel bando ai fini dell'assegnazione dei singoli alloggi. Vuol dire che già allora, alla fine del 2023, con un regolamento approvato all'unanimità, si diceva alla Giunta l'aspetto premiale viene delegato a voi. L'incongruenza dove sta? Che nella parte relativa del regolamento per l'accesso e per stabilire i requisiti, purtroppo erano stati inseriti quei due passaggi, sia sull'articolo 1,4 che sull'articolo 2,3, che potrebbero creare confusione nella parte in cui io vorrei non si facesse il processo alle intenzioni, sia ben chiaro. Quello che viene tolto fa riferimento a reddito, e forse è anacronistico parlare di reddito, perché io potrei avere reddito zero ma un patrimonio immenso che mi permette di... E allora forse il riferimento non è più a reddito medio o a reddito del nucleo familiare diviso pro quota, ma è all'ISEE. Allora ci saremmo trovati come Giunta ad approvare un regolamento che molto probabilmente nel 99% dei casi sarebbe andato in contrasto con il regolamento stesso. Allora è evidente che quei due passaggi vanno tolti e va delegata alla Giunta. Dopodiché io voglio rassicurare il capogruppo Marchesano, voglio rassicurare questo Consiglio che negli elementi, nelle considerazioni premiali si riprenderanno questi ragionamenti, e cioè saranno molte le riflessioni da fare, tenuto conto che sarà anche difficile disciplinare tutte le fattispecie, nel senso che molto spesso fatto la norma poi si trova il modo di raggirarla. Allora, la Giunta e l'amministrazione comunale ha ben chiaro, cioè per la prima volta nella nostra storia abbiamo l'edilizia convenzionata ad un prezzo che è stato fissato secondo gli interventi e che consentirà alle giovani coppie entro una certa età, ed è questa la parte del regolamento, l'età, il fatto che si dica ad esempio se due persone decidono di andare a vivere insieme non è necessario che entrambe siano residenti del Comune di Cavour, basta una, cioè quella residente, perché è evidente che vuole mettere su famiglia con una persona che non è di Cavour. Allora, il regolamento prevede i requisiti di accesso alla graduatoria, che verrà formata secondo i criteri premiali. Non cambia nulla, capogruppo Marchesano, rispetto a questo non cambia nulla, se non il fatto che la Giunta oggi può porre rimedio a quella parte del regolamento che viene stralciata perché si parla di reddito medio pro capite. È forse anacronistico, andava detto in quell'occasione di ISEE, e a questo punto, voglio dire, tenuto conto, per non tornare poi a modificare il regolamento in fase di stipula di quelli che sono o di redazione dei criteri premiali, di un'ulteriore modifica del regolamento stesso. Ecco perché io dico vorrei essere chiaro su questo e rassicurare questo Consiglio che l'amministrazione comunale ha ben chiaro quali sono gli obiettivi, e quello di affidare naturalmente queste abitazioni a coloro che ne hanno realmente bisogno. E poi ce ne sono tanti altri aspetti, potrei farle un esempio, no? Secondo questa norma oggi io provengo da una famiglia e ho reddito zero, no? Ma ho un reddito premiale perché la famiglia, e per contro però uno che ha reddito zero e potrebbe secondo certi principi essere il primo della graduatoria non avrebbe la facoltà di acquisirla quella casa, proprio anche rispetto alle osservazioni che lei faceva in Giunta. Allora,
Tutte queste valutazioni vengono delegate alla Giunta, che non è che voglia stravolgere quelli che sono gli obiettivi. Allora, l'aspetto di accesso viene garantito dal regolamento secondo questi requisiti e quelli che in linea di massima erano stati riportati. L'aspetto premiale non è una delega in bianco, perché se la vogliamo chiamare tale, era già stata approvata all'unanimità nell'ultimo Consiglio Comunale, cioè quello che ha avuto come oggetto questo regolamento, cioè quello della fine di dicembre del 2023. Di conseguenza la Giunta viene delegata secondo questi riferimenti e vengono in qualche maniera tolti quei passaggi che sono per certi aspetti anacronistici quando fanno riferimento al reddito medio pro capite, perché effettivamente io le ho fatto l'esempio di colui che potrebbe avere reddito di poche migliaia di euro, ma avere un patrimonio interessante, no? che gli permetterebbe di acquisire una casa senza attingere a questo regolamento e a questa graduatoria, e che nell'ISEE invece vengono rilevati. Ecco, questa è l'unica differenza che viene posta all'attenzione di questo Consiglio. Grazie. Se non c'è altro passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Punto 4. Approvazione schema di convenzione finalizzato al rilascio del permesso di costruire convenzionato in attuazione degli obblighi assunti dalla ditta Edilizia Doretto e Buoso SRL nell'ambito della variante al piano urbanistico attuativo C2-14, approvato con deliberazione di giunta. Immediatamente eseguibile. Abbiamo votato anche. Sì. Dicevo approvato con deliberazione di giunta comunale numero 330 del 19/12 del 24 e individuazione degli alloggi riservati all'edilizia convenzionata. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie. Premesso che con delibera del Consiglio Comunale 73 del 18 luglio 96 il Comune di Caorle ha approvato il piano di lottizzazione C214, compreso tra Corso Chigiatto e Strada Tragete. Nel suddetto piano è prevista un'area denominata zona terziaria residenziale, corrispondente oggi ai mappali 820, 838, 844, 1446, 1447 e 1292 del foglio 34, che prevede un percorso centrale pedonale commerciale su cui è prevista la realizzazione di edifici a destinazione commerciale, residenziale stabile e residenza turistica. Con delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 30 gennaio 2003 è stata approvata una variante con la quale è stata accolta la riduzione della superficie a destinazione commerciale a favore della residenziale, mantenendo la presenza del percorso pedonale. Con verbale numero 188 del 2006 viene approvato il piano volumetrico architettonico come previsto dalle norme tecniche di attuazione e in data 29 gennaio 2008 veniva rilasciato il permesso di costruire che ha dato attuazione a solo un lotto di intervento su cui oggi sorge il fabbricato denominato Grande Madò. Le opere di urbanizzazione della lottizzazione C214 sono oggi completate e collaudate e che l'unica parte oggetto di completamento è la realizzazione del percorso pedonale commerciale da realizzarsi contestualmente agli interventi privati. In data 9 marzo 2023 le ditte allora proprietarie Nuova Caorle SRL e Dea SRL hanno richiesto una variante al piano, richiedendo il cambio di destinazione d'uso delle volumetrie ammesse residue della zona terziaria e residenziale da commerciale e residenziale turistica in residenziale stabile. Con la proposta viene meno la realizzazione del percorso pedonale e viene proposta dalle ditte la realizzazione di una percentuale della possibilità edificatoria in residenza convenzionata. Tale percentuale è stata stabilita pari al 25% di 2.331 metri quadri di superficie utile prevista interrata nel piano volumetrico originario per un totale di 582,75 metri quadri. Con delibera di giunta comunale numero 330 del 19 dicembre 24 è stata approvata la variante al piano urbanistico attuativo. Dato atto che in data 22 maggio 2025 la società edilizia Doretto e Buoso
ha presentato l'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un primo edificio di 30 alloggi destinati a residenza, di cui 2 da destinarsi a edilizia convenzionata, preso atto delle modalità di calcolo del prezzo massimo di vendita riferito ai metri quadri di superficie commerciale di ciascun alloggio convenzionato, calcolato in contraddittorio con l'ufficio, è risultato pari a 2.590,04 euro, si chiede di deliberare di approvare l'allegato schema di convenzione, unitamente alla tavola 13, ad oggetto tavola degli alloggi edilizia convenzionata, che disciplina i rapporti tra il Comune di Caroli e la ditta edilizia Doretto e Buoso. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto, prego, capogruppo Marchesan. Volevo chiedere, su 30 sono 2 gli appartamenti in edilizia convenzionata, e in tutto il blocco è già stato stabilito oppure no? L'edilizia riconvenzionata si riferisce al cambio di destinazione della parte da commerciale a residenziale, e che non è tutti i 30, perché c'era già una parte residenziale e una parte commerciale. Sul cambio di destinazione d'uso da commerciale il 25% è pari ai 2 appartamenti. Quindi non so se mi sono spiegato, l'immobile è di 4 piani. Faccio un esempio: i primi 3 piani erano già residenziali, su quelli non c'è convenzionata perché erano già residenziali. Sul cambio di destinazione d'uso del commerciale a residenziale si attua il 25% di convenzionata, che è pari a 2 appartamenti. Va bene. E sugli altri blocchi dopo non ci sono? Sugli altri blocchi vige lo stesso principio, solo che in questo momento è stato presentato solo il PDC per un solo immobile. Per un solo blocco. Esatto. Grazie. Prego. Ci sono altre richieste, altri interventi? Niente, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Chiede la parola al sindaco, prego. Solo brevemente per così un chiarimento, perché nella delibera lo si dice. Ecco, questo è con riferimento alla delibera precedente, il secondo o il terzo caso in cui si dà attuazione a quella che era stata la filosofia che aveva ispirato questa amministrazione, di consentire sostanzialmente la possibilità di accedere all'acquisizione di, in alcuni interventi, perché come ha spiegato bene il consigliere delegato, ci sono dei diritti che erano stati acquisiti nel tempo, no? E quei diritti che invece vengono discussi di volta in volta, dei diritti, le concessioni che l'amministrazione può fare. Questo ha riguardato il Garuda, l'ex Garuda, no? L'intervento che si sta facendo, l'intervento che riguarda il fabbricato nella parte retrostante dell'Hotel Marina, questo che è uno dei, non so se sono 3 o 5 blocchi, 3 in tutto. Ecco, questo vuol dire che questo tipo di situazione si ripeterà nel tempo. L'intenzione dell'amministrazione è quella di ridurre anche in termini economici il beneficio pubblico e di fare un investimento a medio e lungo termine, perché è evidente che questi interventi non si realizzeranno domani mattina, ci vorrà del tempo. Ho detto adesso siamo in fase di addirittura d'arrivo per quel che concerne il Garuda, però ce ne sono altri 3, 4, 5 e ce ne saranno anche per il futuro nelle trattative che stiamo facendo. Ecco, ci sembrava logico e opportuno mettere in evidenza questo aspetto, perché ci vorrà evidentemente un po' di tempo, io ho detto a medio e lungo termine, ma ci sarà una risposta, seppure parziale, a quello che è l'esigenza abitativa. E in questa delibera si fissa anche un prezzo, che sono 2.560 euro al metro quadrato, a differenza anche di altre situazioni dove i prezzi variano a seconda del piano economico che è stato presentato, dei criteri e dei costi di costruzione. Oggi, in questo caso, 2 famiglie avranno la possibilità, secondo il regolamento che abbiamo approvato prima, di poter attingere a quei prezzi ad un'abitazione. È il meglio che siamo riusciti a fare, perché oggi, dopo il Covid, dopo tutto quello che è successo, i prezzi di costruzione sono evidentemente esplosi, in qualche maniera sono stati drogati. Però ecco, io credo che a Caorle non ci sia altra realtà in cui si possa pensare di acquisire un immobile a questo prezzo. Sono 2, cominciamo da 2, sono 4 al Garuda, saranno 6 da un'altra parte, poi ne avremo altre 4. Se questo sarà il principio che ispirerà anche
le future amministrazioni, ecco, io credo che una risposta importante nel tempo potrà anche essere data per quelle famiglie che vogliono continuare a vivere a Caoro e avranno la possibilità di acquisire un'abitazione. Grazie, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Ah, già fatto, scusatemi. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Punto 5. Approvazione scadenze di pagamento tributo Tari per l'anno 2026. Relazione all'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Con la presente delibera si procede a confermare anche per il 2026 le scadenze per il pagamento del tributo Tari, già approvate per il 2025, dando atto che verranno applicate provvisoriamente le tariffe già vigenti per il 2025, salvo conguaglio finale. Quindi le scadenze per il 2026 saranno prima rata 31 maggio, seconda rata 31 luglio, terza rata 30 settembre, quarta rata 1 dicembre. Con la delibera odierna non si provvede a deliberare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed eventuali modifiche al regolamento Tari, poiché l'articolo 1, comma 677 della legge 199 del 2025 ha spostato al 31 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvarle. Grazie. Richieste di chiarimenti su questo punto? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Punto 6. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 22 gennaio 2026 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-28 e contestuale variazione al PEG 26-28. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con la presente delibera si procede alla ratifica della delibera giuntale numero 7 del 22 gennaio 2026, adottata d'urgenza, al fine di far fronte alla copertura delle maggiori spese resisi necessarie in base all'andamento della gestione, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e alle priorità indicate dall'amministrazione. Per il settore finanze si è proceduto allo stanziamento di euro 70.000 per l'allestimento della sala consigliare e della sala riunioni del centro civico. Tale spesa è finanziata per euro 55.783,98 con il contributo PNRR Risorse in Comune assegnato col decreto ministeriale del 30 dicembre 2025, mentre per i restanti euro 14.216,02 si è proceduto utilizzando fondi propri dell'ente mediante uno spostamento di somme tra capitoli di spesa. Per il settore servizi alla persona si è proceduto a stanziare euro 20.000 quale contributo per il progetto Navigare nel passato alle foci del tagliamento finanziato con spostamento di fondi tra capitoli di spesa. Con questa delibera si è anche proceduto al recepimento del contributo statale pari ad euro 3.700 per l'acquisto di libri per la biblioteca. Grazie. Chiarimenti su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Punto 7. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 26 del 5 febbraio 2026 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 26-28 e contestuale variazione al PEG 26-28. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Procediamo quindi alla rettifica della delibera di giunta del 26 febbraio, del numero 26 del 25 febbraio 2026 che contiene una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Le richieste urgenti che si sono rese necessarie hanno riguardato il settore finanza, il settore tecnico, il settore servizi alla persona e il settore autonomo polizia locale. Per il settore finanze sono stati stanziati euro 50.000 per l'acquisto di hardware finanziati mediante riapplicazione a bilancio 2026 di fondi confluiti in avanzo vincolato presunto al 31 dicembre 2025. Per il settore servizi alla persona si è proceduto alla riapplicazione al bilancio 2026 di fondi confluiti in avanzo vincolato da imposta di soggiorno al 31 dicembre 2025 al fine di stanziare euro 60.000 per il progetto Conferenza dei Sindaci del Litorale. Passando al settore tecnico, per poter procedere alla realizzazione del primo stralcio manutenzioni strade, sono stati riapplicati al bilancio fondi confluiti in avanzo presunto vincolato da oneri di urbanizzazione per euro 500.000. Per il settore autonomo polizia locale sono stati recepiti nel bilancio di previsione 2026 euro 38.700 quale contributo regionale, legge regionale 9-2022 per scorrimento bando 2024. Euro 5.924 quale cofinanziamento del Comune di San Stino di Livenza ed euro 15.000 quale contributo regionale per rottamazione con contestuale riacquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione. Si è proceduto anche allo storno tra capitoli di spesa al fine di stanziare la quota di cofinanziamento a carico dell'ente, al fine di realizzare quanto previsto dai contributi regionali a cui si è avuto accesso. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto in oggetto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 8. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 12 febbraio 2026, ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e contestuale variazione al PEG 26-28. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. Sulla base delle richieste pervenute agli uffici, al fine di far fronte alla copertura delle spese resesi necessarie in base all'andamento della gestione, con la delibera numero 29 del 12 febbraio 2026, la Giunta ha proceduto ad approvare in via d'urgenza una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Sono stati stanziati euro 110.000 per l'abbattimento e reimpianto di alberi in via Vespucci, in piazza Marco Polo ed in via Duca degli Abruzzi, mentre per la sistemazione delle aiuole di Porto Santa Margherita, Strada Nuova e piazza Miramare sono stati destinati euro 108.000. Con la delibera in oggetto si è provveduto a finanziare la realizzazione di una copertura esterna presso la sede della banda cittadina per euro 13.000 e la manutenzione straordinaria dell'impianto di controllo accessi del parcheggio del municipio per euro 30.000. Euro 10.000 sono stati destinati per il rifacimento dei ponti della pista ciclabile di Brussa e del Parco delle Dune. Per finanziare le spese sopracitate è stato applicato avanzo vincolato per spese in conto capitale da oneri di urbanizzazione e da imposta di soggiorno, rispettivamente per euro 133.000 ed euro 138.000. Infine, con la presente delibera si è ricepito un contributo regionale per il turismo sociale inclusivo pari ad euro 20.000, destinato al potenziamento dei servizi turistici a favore dei disabili. Grazie. Interventi su quest'ultimo punto? Possiamo passare direttamente alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo al punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto. Dichiaro chiusa la serata e auguro a tutti una buona serata.